Ehi, Kvara, vai, vai, vai! Provaci! Provaci! E che cacchio! Male, male, male! Dai, amici bellini, dai, dai! Perché la formazione si sapeva, era solo Mario Rui Oliveira alla fine. Uè, maronna mi, fallo sul portiere, però nessuno che saltava, vai, vai. Pigliate sta palla, vai Anghissà. Bello Anghissà, dai, dai, non piglia sta palla, Zielinski. Mannaggia. E io sanno a fare gol là, eh? Ah, là si deve fare gol, non esiste. Senza fare fallo, che va, bravo. Pressing alto e recupero di Anghissà, esatto. Vai Raspa. L'unico schema dove praticamente invece di rimettere la palla sul sinistro dai la palla a Mario Rui sul destro. E queste sono proprio le stupidaggini, che vuol dire che non curi i dettagli. Non stai curando il dettaglio. Vai Anghissà, vai fino in fondo. Bravo Kvar. Raspa non bene. Vai Politano. Punta. Di Lore, mettila bene. È buono. Nathan! Ma non palo! Non palo Nathan! Si palo tutta una cosa. Signori, facciamo gol. Mamma mia, Kvara. Bravo Raspa! Stava arrivando Di Lorenzo in posizione di punta centrale. Vedi quando Mario Rui si butta dentro. C'ha più spazio. È andato Mario Rui. Bravo Nathan. Vai Mario. Bravo. Cielo. Mario Rui col destro. Di Lorenzo e Anghissà! Con le scarpe, senza scarpe, coi capelli bimbottonati. Dai! Di cosa stanno protestando? Non lo so, forse ho capito. Pure io ho un po' di dubbio, perché Di Lorenzo si è un po' appoggiato nel suo... Dico la verità, fosse a maglie opposte mi arrabbierei, ma mi arrabbierei anche perché lui non prova proprio a saltare e Di Lorenzo lo sovrasta, però un po' di dubbietto mi rimane. Lo va a vedere. Ragazzi, ci sta che lo vada a vedere perché si appoggia, ve l'ho detto prima. Io poi non lo so, se tu invece di insultare la UEFA ad ogni piè sospinto e magari mandi dei personaggi, magari è un poco meglio, ci rispettano un pochino di più, però ci può stare questo gol annullato, eh? Bravo Politano, provaci, mannaggia, e qui sembra noi stessi. Attenzione, mamma mia. Vai Mario Rui. Gol! Un poco casuale, ma gol! È Politano, e vuol dire che deve giocare Lindstrom, Garcia out! Ma come ti permetti di continuare a far giocare Politano? Abbiamo comprato Lindstrom! Sei un allenatore incompetente perché insisti con questo Politano che sta facendo la sua migliore stagione nella sua carriera! Mannaggia, quante ne dite! Critichiamolo Garcia, ma non per le cose assurde, abbiate pazienza. Bravo Raspa, cartellino giallo. Bonucci al bar. Anghissà, lo vedo bene? Lo vedo meglio? Oh, brutto fallo su Zielinski. Brutto fallo, eri molto in ritardo. Mo' solo sta accorta, non ci fa male perché ovviamente vanno in frustrazione. Si è struppiato lo bot. Si è girato a cavigli, qualcosa allo bot, che calpestamento, aiuto. Qua c'ha la manata su Raspadori, vabbè. Lobo, non forzare, Lobo. Gamba tesa di Fofana sul Politano. Voglio questo vi sto dicendo. Poi dopo loro vanno in freva perché sono disperati e ti fanno male. Attenzione, bella botta questo. Guarda, se corri da solo ti stanchi solamente. Bella palla Politano. Peccato Anghissà. Mario Rui rischioso. E voi dovete vedere come tocca il pallone Zielinski. È proprio la misura di ogni passaggio di prima che fa, che arriva giusto dove deve arrivare. Guarda là, che meraviglia. Raspa! No, veramente. Quando si parla di Zielinski, rinnovate! Si è buttato proprio lui addosso a Raspa, mai. Questo non è mai fallo. Si è visto proprio che si è lanciato addosso a Raspadori. Vedi, il Napoli non protesta mai su queste cose, lo stanno accerchiando perché è proprio evidente. Mamma mia il palo! Mamma mia, palo.
Palo loro. Non l'ha mai vista partire Meret. I like perché è una partita assolutamente in controllo, una partita assolutamente normalissima, con un'intensità normale e frittata. I like ci vogliono. Dai, ci vorrebbe un gol subito, così poi possiamo fare i cambi, Zanoli, eccetera, eccetera. Lindstrom, eccetera, eccetera. Andiamo. Kvara, guarda Mario Rui. Prima, Kvara, guardalo prima. Non è proprio abituato ad avere quello che gli va all'esterno. Bravo Zambone, vai Di Lorenzo senza fallo. Bravo Zielu. Lo vedi la sovrapposizione di Mario Rui? La vedi? Polita? Ehi, Kvara, vai. Provaci! E che cacchio! Male! Polita! Mamma mia, si era sentito proprio tiro, proprio tutto San Paolo malatona. Oh loco. Ecco qua. Mamma mia, voglio. Bravo Meret! Para di nuovo, mannaggia tutto gol! Signori, ce lo meritiamo perché dobbiamo fare gol. Ci siamo mangiati proprio le cose di leziosismo. Non è possibile non fare gol e non stare già su 2-0. Ce lo meritiamo. Bello, vai Mario Ru. Ma io diamo la sensazione di poter segnare ad ogni momento. La diamo la sensazione. Zielu, vai Rakma. Scusatemi, ma quando tocca il pallone l'arbitro non sa da fermare Ioca. Guarda Robbo come si propone. Di Lore. Bravo Kvara. Esatto, anche sa. Politano si è fatto tutta la squadra. Ci prova Raspa. Chi ci sta? Mamma mia, nato contro Pier. Oh loca. Sting the gloves. È uscito a vuoto. Quello per questo non esce mai. Mamma mia, voglio. Perché sta ancora Mario Rui là a destra a marcare di testa? Questo io non capisco. Bravo Mario Rui. Bravo Lobbo. Dai Raspa. Poi Di Lorenzo. Raspa, spara. Mannaggia. Si è struppiato Lobot. No, ma comunque l'infortunio per Lobot dovrebbe essere al braccio, alla mano, se non ho capito male. Raspa lontano. Quali devi punire? Quando ti regalano un calcio d'angolo così li devi punire. Ecco. Mannaggia. Vai Raspa. Kvara. Lo vedi a Simeone? Lo vedi o non lo vedi? Male Kvara oggi. Male. Vi ricordate quella sensazione che vi ho detto prima? Possiamo segnare in qualsiasi momento? Non ce l'ho più. Di Lorenzo è esausto, ve lo devo ripetere che è esausto. Vai Zielu. Kvara Scalia. Eccolo Simeone. Mannaggia. Ma Tim stava alla terra. Dai Lindstrom, facci vedere. C'è fallo su Lindstrom, Vai Kvara. Qua. Signori? No, i 7 minuti di recupero sono per segnare noi, non loro! Lo sognavo tu sardo, compagno di Garcia. Vai Lindstrom, vai! Io vedo leziosità. Io continuo a vedere leziosità oggi. Proprio li colpiamo. È un tiro al bersaglio, ma non a porta, sul loro. Li cogliamo proprio sul corpo. Chissà, che è sto passaggio a Campanini. Kvaratskhelia! Si addormenta Di Lorenzo e il gol. Questi sono veramente scarsi. Altrimenti altro che 1-1, ragazzi. Sono veramente scarsi. D'altra parte non perdi 13 partite consecutive, 12 partite quando ne hanno perse consecutive. Dai Lindstrom, dai! Ce l'ha rata a chi? Vera, passeggiamo? Dai Kvara, dai, inventatelo, mannaggia! Niente, è finito. No, ragazzi, siamo alle solite proprio, perché un primo tempo tranquillo, normale, così, un secondo tempo che della leziosità. Come è possibile che sia sciolto questo Napoli nel secondo tempo? Non lo so, i like non arriveranno, siete al vostro buon cuore, ne parliamo live.